È buona la prima del ritorno in Serie B dell'Entella, che al Comunale davanti a una buona cornice di pubblico batte 1-0 il Livorno. Si riparte dai gol di Matteo Mancosu. Era difficile aspettarsi una bella partita perché le prime, si sa, tra stanchezza e tutto non possono essere belle, però si vede subito il carattere della squadra e questo l'abbiamo dimostrato soffrendo alla fine. Ovviamente il Livorno è venuto fuori essendo in svantaggio, quindi cercava il gol con più costanza, però niente, siamo riusciti a tenere molto bene, abbiamo rischiato poco, siamo veramente contenti. Sapevamo che il loro tema poteva essere quello della palla lunga e l'abbiamo anche accettato. Non gli abbiamo mai concesso palle gol, questo veramente mi gratifica molto e gratifica molto la squadra, vuol dire che il grado di attenzione oggi è veramente massimale. È stata una partita che ha creato poche occasioni da tutte e due le parti. Loro sono stati bravi in vantaggio, noi un'occasione col palo c'è stata, però potevamo e dovevamo fare molto di più perché come intensità, come atteggiamento abbiamo fatto la partita giusta, però è anche vero che dovevamo variare il tipo di gioco, non dovevamo giocare solo col lancio lungo e dobbiamo cercare la manovra un pochino più, in maniera più efficace. E non era facile perché loro alle spalle avevano già una stagione di Serie B, mentre noi ci approcciavamo oggi dopo la sconfitta di Coppa Italia, che comunque aveva lanciato qualche campanello dal punto di vista dei risultati, e dovevamo per forza vincere oggi per tante cose, dai, per il morale e per noi, perché secondo me ce lo siamo meritati veramente dal primo all'ultimo minuto. L'Entella porta a casa 3 punti molto importanti al termine di una gara approcciata bene, sofferta nel secondo tempo, quando il Livorno ha espresso il massimo sforzo per pervenire al pareggio. I ragazzi di Boscaglia trovano 3 punti fondamentali per il morale, ma anche già per la classifica, e settimana prossima giocheranno lo Zini di Cremona alle 21 contro la Cremonese.